Salvador, numero 23, Sacchette, numero 20, De Polo, numero 21, De Marzo, numero 22, Tassi, allenatore il signor Talporta Alessio. Vogliamo ricordare il numero 15, Riccardo Sparano, 14, Jacopo Cappellani, 13, Giulio Zanchi, 12, Capitano Giovanni Sangiolo, 11, Marco Becchi, 10, Marco Marina, 9, Elia Cervellini, 8, Federico Fiorini, 7, Alex Pesce, 6, Antonio Campagnano, 5, Giacomo Furlanetto, 4, Luca Vecchiato, 3, Riccardo Bazzan, 2, Matteo Bianco, 1, Luca Dissegna. A disposizione in panchina con il numero 16 Elia Pescante, 17 Pintallo Alessio, senza numero Francesco Mattiazzi, 19 Mattia Zanatta, 20 Pierfilippo Franchini, 24 Nicolò Frezza, 21 Riccardo Ginetto. Allenatore il signor Alessandro Onori. Arbitrato incontro il signor Wojciech Valle di Udine. Ricordiamo che prima dell'inizio della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco. A questo proposito lo ricordiamo con questo suo pensiero rivolto proprio al mondo dello sport. Dice Francesco: incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi. Vi benedico di cuore. Per sempre grazie, Papa Francesco, il mondo dello sport continuerà a pregare per te.
non cambia niente, non ho gli occhiali.
quarto minuto del primo tempo, meta per il Mogliano segnata dal numero 14 Jacopo Cappellani. Vogliamo fretta! Tanto il risultato del Mogliano comunque sicuramente venuto con il punteggio di 7